In Sicilia sarebbe aumentata la fiducia delle imprese nei confronti della magistratura e delle forze dell'ordine sulla lotta alla criminalità organizzata. A dirlo sono i dati emersi da un recente sondaggio realizzato sull'isola dall'Istituto di ricerca Piepoli. Il sondaggio, che ha interessato un campione di aziende presenti in tutte e 9 le province siciliane, chiedeva agli interpellati quali sono in Sicilia le capacità di attrarre imprenditori pronti ad investire sul territorio ed ancora qual è il livello di sicurezza che gli organi istituzionali offrono alle imprese stesse. Secondo i dati di Confindustria Sicilia, grazie soprattutto alle azioni intraprese dal mondo imprenditoriale per escludere dal circuito imprese il sistema mafioso, le società che hanno scelto di lavorare nella Trinacria sarebbero in forte crescita. Ed in merito alla fiducia che i siciliani hanno nelle istituzioni sulla lotta alla mafia, ha voluto dire la sua in occasione della presentazione a Palermo dello studio dell'Istituto Piepoli il ministro della Giustizia Angelino Alfano. Questo, ha dichiarato il Guardasigilli, è un grande successo della squadra Stato, di cui fanno parte magistrati, forze dell'ordine, società civile ed imprenditoria. Tutti, ha continuato il ministro Alfano, sono impegnati sul fronte dello sviluppo della Sicilia e dell'emancipazione definitiva del fenomeno criminale. Secondo l'assessore regionale Marco Venturi, invece, per il rilancio delle imprese in Sicilia bisogna ridurre drasticamente la burocrazia, consentendo così a chi ha voglia di fare impresa a non incappare in molteplici pratiche e lunghi tempi di attesa per il loro rilascio. Bisogna, ha dichiarato l'assessore Venturi, avviare tutti gli strumenti per attirare investimenti, incentivando così nuovi insediamenti produttivi. Bisogna dotare la Regione, ha continuato Marco Venturi, di un piano strategico di sviluppo industriale. E particolarmente soddisfatto dai dati emersi nel sondaggio si è detto anche il vicepresidente regionale di Confindustria Giuseppe Catanzaro, che ha dichiarato: le azioni portate avanti da Confindustria, che ha preso il via dalla provincia di Caltanissetta, è diventato un modello per le imprese sane che operano in Sicilia.